Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Un subacqueo, Gianfranco Geraci, di 49 anni, è morto ieri durante un'immersione nelle acque antistanti fiume Freddo Bruzio. Il sub si è immerso con un gruppo di amici e avrebbe avuto un malore nella fase di risalita. Gli amici sono intervenuti per aiutarlo, ma non c'è stato niente da fare e l'uomo, dipendente della provincia di Cosenza, è morto. Geraci era un subesperto. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto di Cetraro. Vincenzo Pio Campanella, uno dei bambini che forma il gruppo Four Boys di Cosenza, impegnati contro la violenza e il bullismo, ha scoperto l'alterazione del profilo di Facebook di una sua compagna di scuola, TS, di 11 anni, e ha informato i genitori della ragazzina coinvolta, i quali hanno sporto denuncia alla polizia postale. Oscurare il profilo e risalire all'identità di chi ha alterato queste informazioni in modo che queste cose non accadano più è ciò che hanno detto i Four Boys. Un arsenale è stato scoperto nel corso di un'operazione dei carabinieri a Vibo Valentia. Le armi erano nascoste all'interno di alcune forme di pane. Nel corso delle perquisizioni, in un cortile condominiale dietro un cespuglio, sono state trovate le armi, tra cui una mitraglietta Scorpion calibro 7,65 con matricola cancellata, 3 pistole, 9 caricatori e 80 proiettili. Le armi erano in 2 forme di pane ritagliate all'interno. Comparirà stamane davanti al GIP di Lamezia Terme e sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia Chafik El Katani, il giovane marocchino di 21 anni che domenica mattina ha travolto e ucciso i 7 ciclisti, ferendone altri 3 lungo la strada statale 18 nei pressi di località Marinella. Il Giro d'Italia durante la tappa calabrese ricorderà le vittime. Intanto si sono aggravate le condizioni di uno dei 3 feriti, Domenico Strangis. La città di Catanzaro ha celebrato la sua patrona, l'Immacolata, con la consegna del cero votivo, con la tradizionale messa alle 4 e la solenne celebrazione presieduta da Monsignor Antonio Ciliberti. Presenti, oltre ai rappresentanti della giunta comunale, i parlamentari e gli appartenenti alla confraternita dell'Immacolata. Al termine della funzione, i vigili del fuoco hanno deposto una corona di fiori sulla statua della Madonna nella piazzetta accanto alla basilica dedicata alla Vergine. Il PDL di Catanzaro ha deciso di allestire comunque il gazebo per la raccolta di firme a favore del governo Berlusconi, malgrado il no dell'amministrazione comunale all'utilizzo della piazza richiesta. I vertici del partito, con in testa il parlamentare Michele Traversa, adesso minacciano di incatenarsi, esibendo anche delle manette se l'amministrazione comunale dovesse impedire loro il mantenimento del banchetto. Sold out al Teatro F. Cilea di Reggio Calabria per il concerto di Francesco De Gregorio e Lucio Dalla, che ha mandato in visibilio gli spettatori. Tante le canzoni proposte dallo storico duo della musica italiana, da Titanic a Piazza Grande, passando per La storia siamo noi e Caro amico ti scrivo. De Gregorio e Dalla hanno offerto il meglio della loro pluriennale produzione. E ancora applausi scroscianti nell'esecuzione di Viva l'Italia. Gli assolo offerti al pubblico pagante sono 2 classici, La donna cannone di De Gregori e Caruso di Dalla. Nel recupero della 17ª giornata del campionato di Serie B Win, la Regina è stata battuta dall'Albino Leffe al Granillo per 2-1. Per gli Amaranto si tratta della prima sconfitta interna in questo campionato, a segno per la squadra di Mondonico, Girasoli e Luoni, mentre per i calabresi ha firmato il momentaneo pareggio Acerbi. Gli uomini di Azzori restano così fermi a 28 punti.